Amici bellini, c'è sempre i video di notte, ma come si deve fare? Perché sono un bassista, in questi giorni sono veramente un bassista e quindi ho dovuto fare delle cosucce. Però dobbiamo parlare dello Spezia perché siamo alla vigilia, no? Ma mica ti vuoi fare tutto il video così? No, mo parlo normale, se si svegliano si svegliano. Maronna mia, come sei pesato? Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Quella è abituata a dormire basso, che tu dormi alto, io dormo a media statura, che ci puoi fare? Dopo facciamo. Signori miei, allora, prima di tutto, benvenuto Giorgio De Crescenzo e tutte le persone nuove che sono capitate su questo canale, magari per l'ultimo video. Io vi devo ringraziare tantissimo perché abbiamo sfiorato i 1000 like, magari qualcuno che si è dimenticato lo può andare a mettere. Lasciate un like su questo video qua e veramente vi ringrazio perché la maggior parte, direi il 99% dei commenti, e non sono riuscito nemmeno a leggerli tutti perché sono giornate pazzesche, però avete capito lo spirito fino in fondo sia di questo canale sia del senso dell'intervista, il senso del confronto, eccetera eccetera. Qualcuno non l'ha capito, sei stato il cagnolino, sei stato troppo remissivo, ma non è questione di essere permaloso, amico mio, è questione che se tu ti aspetti che io invito Chiariello e lo aggredisco, non è così che può andare quando un ospite anche di quel calibro, che poi si può essere d'accordo o meno. Io gli ho detto e ho confermato che non sono d'accordo con le cose che dice, ma prima di tutto io non parlo sopra la gente, mai, perché è odioso parlare sopra la gente e interrompere così. Educazione prima di tutto, lui viene a casa mia, mi concede, quindi è andata proprio come doveva andare nei miei confronti, cioè in testa a me, proprio bisognava avere il confronto, dovevo lasciarlo parlare, dovevo dirgli quello che dovevo dirgli, più di così non si poteva fare. Anzi, abbiamo proprio dimostrato, per quanto mi riguarda, che si può fare un confronto e un approfondimento anche con i pareri diversi, opinioni diverse, senza per forza scantonare, andare a 1001 notte. Ed è stato pure più calmo lui rispetto a quello che di solito è. Ma va benissimo, va tutto bene. E nemmeno va bene che qualcun altro abbia detto no, a me non mi piace Chiarello, quindi non lo dovevi invitare, metto il dislike. Nemmeno quello va bene, perché noi ci dobbiamo, è troppo facile parlare con chi già è d'accordo con noi. Io sto facendo un percorso, chi mi segue dall'inizio avrà visto un percorso di crescita anche nel mio modo di fare il canale, e ve lo voglio spiegare questa cosa qua, perché all'inizio proprio lo youtuber, la reazione, lo sfogo eccetera eccetera, con l'attenzione sull'analisi tattica, e vabbè, ma io poi ho conosciuto delle persone, mi sto confrontando anche con una community che è di un certo livello, e quindi meritate qualcosa di più, e allora è una crescita anche mia. Fare certi tipi di interviste serve a me a crescere proprio come persona, come opinionista, tra virgolette, che non sono un giornalista, per carità. Sono un bassista, quindi stasera io suono, domani pure suono, quindi ce la dobbiamo vedere live, la partita con lo Spezia, e andiamo a vedere subito con un Amrabat quello che potrebbe succedere. Perché abbiamo qualche dubbietto, e io tra l'altro vi consiglio non tanto di andarvi a rivedere la reaction della partita di andata di campionato, perché era quella là pazzesca, no, Michu, che nessuno tirava eccetera eccetera. No, io vi consiglio di andare a rivedere la partita di Coppa Italia, dove il Napoli va in vantaggio 4-0 e dopodiché staccano la spina completamente nel secondo tempo e prendono 2 gol, e ne potevano prendere magari altri, ma quello era un Napoli ancora diverso. Si stava cercando di far recuperare minutaggio a Mertens, a Osimhen, che stavano piano piano rientrando, ancora non erano in grado. Mertens viene poi anche sostituito, insomma era un Napoli ancora molto incerottato, e quindi vi consiglio di andare a rivedere là, perché poi tra l'altro è una reazione di un certo livello. Ma questo Spezia, la domanda che ci dobbiamo fare, sarà lo stesso Spezia spregiudicato del girone d'andata, che vuole far vedere il bel calcio eccetera eccetera, oppure un pochino, sai, con un po' di paura, un po' di strizza,
saranno un po' più accorti e faranno più la battaglia? Credo di sì, che faranno un po' più battaglia e meno accademia. Tra l'altro stavolta dovremmo vedere Ricci in cabina di regia, che non è poco. Voi dite, Ricci, no, Ricci, ci sono dei giocatori che vanno attenzionati in un certo modo. Ricci, maggiore, hanno tanta qualità. Dopodiché molta della qualità ce l'hanno in panchina e la lasciano in panchina e poi entrano nel secondo tempo Agudelo, Saponara, che hanno risolto la partita, la precedente partita contro il Verona, no? All'ultimo secondo. E quindi dobbiamo stare molto attenti anche ai cambi, perché questa è la forza di Italiano. Non è partito con un'idea di un 11 più forte del resto della squadra, li ha alternati moltissimo anche per trovare degli equilibri e delle cose. In attacco sono abbastanza spuntati, quindi devi organizzarti. Mancherà Anzola, il che potrebbe lasciare un po' di spazio a Galabinov, che magari Galabinov è uno di quelli belli strutturati che per i nostri due centrali, e adesso andiamo a vedere, potrebbe rappresentare un punto di riferimento, quindi potrebbe non andarci male se giocasse Galabinov, ma può essere pure che si alterneranno Gyasi e quegli altri, insomma, così. Non è una partita facile, perché lo Spezia non è una squadra che uno segue con attenzione e conosce i giocatori. Puoi essere anche sorpreso. Io posso essere anche sorpreso. Gattuso no, Gattuso se li ha studiati sicuramente, e non scherziamo. Mi viene il dubbio subito a Porta, perché Ospina ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e secondo me anche quando ti vengono a mancare Koulibaly, diciamo Maksimovic, ma insomma Koulibaly è quello che fa partire l'azione da dietro, potrebbe anche rischiare uno Ospina in porta per avere un pochino di qualità in impostazione e magari lanciare direttamente anche Osimhen con più precisione, perché credo che verrà confermato Osimhen, perché Mertens ancora non mi è sembrato nel pieno della sua forma. Però insomma dipende anche dalle condizioni. Ospina potrebbe essere risparmiato e poi lanciato titolare con l'Udinese, quindi il primo dubbietto è qua. Il secondo dubbietto è dove mettere Yusai, perché ovviamente Yusai potrebbe essere confermato a sinistra con Mario Rui, che ricordiamo è diffidato, quindi io quando vi dico teniamo solamente 4 difensori, non abbiamo gente in panchina, sono 5 difensori, non abbiamo gente in panchina, è l'unica soluzione se qualcosa dovesse accadere qui al centro è dirottare Di Lorenzo al centro. Potresti fare anche Yusai, ma veramente sono situazioni di emergenza che non vorrei vedere proprio, quindi fai riposare Di Lorenzo e metti Yusai a destra con Mario Rui. Potrebbe essere un'opzione, in modo tale che Di Lorenzo può entrare alla bisogna, eppure potrebbe riposarne una, confermare Yusai. Insomma, il dubbio c'è, questi due devono giocare, speriamo che si trovino, speriamo che si completino e che stiano molto attenti. Guardate che quando poi giocatori, hai capito, che non ti aspetti, magari raddoppiano la concentrazione, perché sanno di non avere un punto di riferimento accanto che ti può mettere una pezza come Koulibaly, e magari si concentrano 2 volte. Ricordiamo la partita che fecero Maksimovic e Rachmani contro la Juve. Non sottovalutiamo, non partiamo già sconfitti. Manolas, siamo nelle tue Manolas, diceva un amico bellino, che poi insomma sono sempre bellini. Credo che verranno confermati Demme e Fabian, e mi aspetto molto di più da Fabian in questa partita, perché si deve venire a prendere il pallone qua in mezzo, e può essere che, sentite come ve la dico, possiamo ritrovarci con una situazione del genere, che abbiamo visto molto spesso, con Fabian che si abbassa molto, si ricrea questa catena con Di Lorenzo più avanti con Politano qua, e Fabian che si viene a pigliare la palla. Può essere Politano, può essere Lozano. Politano in questo momento è più in forma ed è anche più stimolato anche per il fatto della convocazione in nazionale, potrebbe dare di più. Potrebbe essere un'idea partire con Politano, anche se lo Spezia continua a voler fare la linea alta e il fuorigioco, molto potrebbe risolversi sugli scatti sul fuorigioco di Lozano e dell'uomo del momento, che è Osimhen, il ragazzo del momento, perché è guaglione, che però piano piano sta prendendo le misure, ha una media gol molto alta, praticamente ogni partita ne segna uno, fa segnare, si muove, crea pericoli. Avrebbe segnato anche un altro se non avessero fischiato il soffio delle mani, sai quando ti fai le unghie, no? E soffi, quello ha fatto su Godin, lasciamo perdere. Confermiamo Zelinski, ovviamente confermiamo Insigne. Questo fatto ovviamente, sì, perché Insigne parte sempre titolare, vabbè, è anche il capitano e lo vogliamo capire.
Signori, voi siete fiduciosi? Io non voglio il gufo, la seccia, eccetera, eccetera. Sono tutte partite difficili che vanno affrontate come tali. Il Napoli ha tutte le possibilità per farcela, anche con una difesa rimaneggiata, con un attacco che comunque può fare il suo. Il Napoli segna consecutivamente da 22 partite. Il record appartiene a 24 partite nel 1975. Quindi Gattuso out, Gattuso non ha idee, Gattuso non sa far giocare la prima punta, perché poi me ne fotta a me della prima punta se poi segniamo una continuazione, ma anche lo Spezia i suoi gol li fa, perché col Verona ha segnato, poi col Genoa però ha segnato all'Inter, però col Bologna un gol l'ha fatto, poi 3-2 col Crotone e poi un gol alla Lazio l'hanno fatto, ricordiamoci che hanno fatto un gol all'Atalanta e anche 2 al Milan. Insomma, non va sottovalutata, lo Spezia si deve salvare, stiamoci attenti e ce la guarderemo live, anche se presto è alle 3, ma ce la guarderemo live perché io probabilmente subito dopo la live di Spezia Napoli avrò giusto il tempo di leggere qualche commento e poi dovrò scappare a fare il mio mestiere. Da New York, Valerio Fluto è tutto. Mi raccomando, commenti a terremoto, tutti memorabellini, e fate le cose vostre che io faccio le mie, e poi quando potrò vi farò vedere anche un pochino di musica, perché non lo so, sapete, no? Che poi alla fine io questo dovrei fare, però piano piano, non vi mollo, magari riesco a leggere qualche commento in meno, ma voi scriveteli perché io nelle pause, sto guidando, mi fermo, non mentre guido, mi fermo a fare benzina, ho un commento memorabellino, il cuore, un bacio. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi mi ricordo come mi chiamo,